Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. E adesso nel centrodestra siciliano tutto torna in alto mare. I continui giochini hanno indotto il presidente Musumeci a ritirare la propria candidatura. Ieri un accordo tra una parte di Forza Italia e la Lega, fuori dal tavolo della coalizione, ha riaperto lo scontro nel centrodestra. L'ipotesi di accordo, invece di essere comunicata in modo riservato agli altri partner della coalizione per lavorare a una soluzione condivisa, è stata trasmessa alla stampa con un effetto grancassa che non poteva non essere previsto. La sensazione data da alcune dichiarazioni e dalle ostentazioni di festeggiamento comunicava quasi un "li abbiamo fregati". Era assolutamente ovvio che Fratelli d'Italia, e non solo, avrebbe reagito pesantemente. E così tutto è tornato in alto mare. E il genio Miccichè è riuscito a maciullare per la seconda volta la candidatura Prestigiacomo, probabilmente in modo definitivo. Il rischio adesso è che in tanti siano indignati dal vergognoso modo con il quale alcuni hanno tentato di liquidare l'attuale presidente Musumeci e non diano più per scontate le proprie scelte. Termine per il deposito dei simboli per le regionali. Ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il decreto di convocazione dei comizi in vista delle elezioni regionali del 25 settembre. Contestualmente l'assessorato regionale delle autonomie locali ha pubblicato le istruzioni per il deposito dei contrassegni di lista per le elezioni all'Assemblea regionale siciliana. I simboli di lista dovranno essere depositati dalle 9 alle 20 di sabato 13 agosto e dalle 9 alle 16 del 14 agosto. I simboli saranno fissi lunedì 15 e martedì 16 agosto e dentro questi termini possono essere segnalate eventuali identità o confondibilità. Rinnovabili. Oltre 300 comuni fanno istanza per le comunità energetiche. L'8 agosto è scaduto l'avviso dell'assessorato regionale dell'energia rivolto ai 391 comuni siciliani per promuovere la costituzione delle comunità di energie rinnovabili e solidali con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro. Più di 300 comuni hanno trasmesso l'istanza di partecipazione. L'avviso prevede la concessione di un contributo a fondo perduto sufficiente per coprire le spese necessarie alla costituzione delle comunità energetiche. Cittadini e imprese che faranno parte delle comunità energetiche rinnovabili condivideranno energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Il Palio dei Normanni a Piazza Armerina. La Sicilia ha molte iniziative in costume d'epoca che raccontano la sua storia. Fra queste si annovera sicuramente il Palio dei Normanni di Piazza Armerina. Questa manifestazione vuole ricordare il corteo storico di milizie normanne che entravano nell'antica città di Plutia per liberare la popolazione cristiana dal giogo dei Saraceni. La sfilata delle truppe era guidata dal conte Ruggero d'Altavilla, figlio di Tancredi e fratello di Roberto il Guiscardo. La manifestazione del Palio dei Normanni, che ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il mondo, viene organizzata in 3 giornate, 12, 13 e 14 agosto. Il 12 agosto un carosello storico ricorda l'ingresso delle truppe normanne in città e la consegna delle armi. Il secondo giorno, 13 agosto, la consegna delle chiavi della città al conte Ruggero. Il terzo e ultimo giorno, 14 agosto, si svolge il palio, una vincente giostra fra 4 squadre di 5 cavalieri in costume d'epoca, rappresentanti i 4 quartieri dell'antica Plutia. L'opinione: il ritiro di Musumeci stanco dei giochini. In quanti si ritireranno con lui? Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi, cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze. Mi rendo conto di essere un presidente scomodo, torno a fare il militante. Con queste parole Nello Musumeci decide di ritirarsi da un mercato insopportabile. I suoi oppositori avevano bisogno di un presidente accomodante e Musumeci non lo sarebbe mai stato. Per noi aver costretto Musumeci al ritiro è insopportabile. Non discutiamo le altre ipotesi di candidatura, discutiamo il metodo. Questo giornale ha sempre preso le parti del centrodestra anche per l'immenso lavoro e i positivi risultati prodotti dal governo Musumeci. Adesso vogliamo dirlo con franchezza.
Senza Musumeci la nostra posizione non è scontata e convincerci non sarà facile, e con noi non sarà facile convincere quelle centinaia di migliaia di siciliani che di Musumeci si fidavano e che di quelli che lo hanno fatto fuori non si fidano per niente. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia, e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.